Settembre per noi è un periodo molto importante perché concretizzi una stagione, ma soprattutto butti le basi per far sì che lo spumante nell'anno dopo possa partire nella lunga rifermentazione. L'attesa per noi è una parola e uno stato d'animo sempre presente. L'attesa per il raccolto è l'inizio del nostro lavoro, poi ci sarà l'attesa e la permanenza delle bottiglie in cantina. Facendo solo metodo classico abbiamo la necessità di aspettare, di attendere, di tenere duro e portare avanti le nostre bottiglie. Per noi minimo sono 36 mesi di rifermentazione in bottiglia e arriviamo fino a 80 mesi di rifermentazione. La cosa fantastica di questa attesa, quindi della rifermentazione in bottiglia, è proprio quella che si sa per certezza e senza presunzione che più il tempo passa, più la bottiglia prenderà una caratteristica e prenderà il valore aggiunto di questa particolare uva che è la Durella. Per noi l'essere biologici è una filosofia. Noi vogliamo che i vini parlino da soli ed eventualmente in seconda battuta comunicare il nostro operato. L'impegno che comporta questa scelta è notevole, però è gratificante e quando si beve uno spumante o quando faccio un brindisi, questo mi ripaga di tutti gli sforzi fatti prima. E in azienda siamo io e mio fratello, io mi occupo più della parte commerciale e mio fratello è più della produzione, però l'unione che abbiamo tra di noi nel pensiero e nell'operato fa sì che i nostri spumanti siano molto precisi e chiari come la nostra lavorazione. Il bello di tutto questo è che è nato tutto dal nonno e noi la stiamo portando avanti nel migliore dei modi. Grazie, nonno Guerrini.